C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, è molto particolare l'opera che vi raccontiamo oggi. Si tratta di strumenti chirurgici conservati nel Museo di Santa Giulia. Nel 1900-1901, durante i lavori di sterro in via Forcello, a circa 3 metri di profondità, venne alla luce una necropoli di un centinaio di tombe. In una di esse fu rinvenuto un astuccio cilindrico contenente alcuni strumenti chirurgici, 4 bisturi, una sonda per le orecchie provvista di cucchiaio per raccogliere il cerume o materiale infetto e una uncinata per il sollevamento delle vene durante le operazioni. Era raro che un medico fosse specializzato, a volte addirittura praticavano l'attività macellai o fabbri, che si improvvisavano chirurghi o dentisti pur di guadagnare di più. Gli ottimi medici erano coloro che facevano il giuramento di Ippocrate, lo stesso ancora oggi per chi si laurea in medicina. Un proverbio simpatico che unisce l'orto col maiale. Perché? Perché l'ort è il val tat come un porcel mort. E lo sa bene chi possiede un orto. Andiamo a interrogare. È che entrambi sono alimenti che comunque danno un grande contributo energetico al nostro corpo e quindi valgono entrambi molto, sono molto importanti. E tra un maiale morto che qualcuno magari poi ti, come dire, lavora e ti raffina e un orto, che cosa preferiresti? Il maiale. Ecco, vedi? Ce l'hai l'orto a casa? No. Il maiale? No. L'orto va tanto? Sì. Come un maiale morto? Sì. Perché quando il maiale è morto, cioè prima, insomma, dire, lo puoi, come dire, puoi sfruttarlo, no? Che ci fai col maiale morto? Esatto. Che ci fai col maiale morto? Lo mangiamo? Salamine, salami, cotechine. Sì. E con l'orto invece? Ce l'hai l'orto tu, sì? No. No. Vorrei tanto. Sì? Dai, allora applichiamoci. Frutta, verdura. Va seguito, L'orto vale tanto come un maiale morto. Bravo, esatto. Cioè, tu hai l'orto Io ho l'orto, sì. e riesci a curarlo. Certo, perché ti dà da mangiare il maiale quando è morto, perciò mangi con l'orto e perciò vale tanto quanto il maiale che ti dà i salumi, eccetera, eccetera. Hai capito? Tu sei più da orto o più da salumi? Io non si direbbe ma da orto ultimamente, da quando sono a dieta. Che la moglie ti ha messo dietro. Bravo. Senti Elisabetta, guarda qua, l'ort, prova a leggere un po'. Mort i valta come in porcel mort. Scusate, Una ma libera interpretazione di... non so proprio dire bene, guarda. Ma sei scusata, sei giustificata, scusa. Da quanti anni stai a Brescia? Sono tanti anni, però mi piacerebbe imparare il bresciano, ma però non c'è nessuno che mi impara. L'ort è il valtat come un porcel mort. L'orto vale tanto come un maiale morto. Dipende se si è vegetariani o non lo si è, perché chi possiede un orto ha la possibilità quindi di coltivare e di avere dei vantaggi, dei benefici dalla terra, così come chi può possedere un maiale morto per ottenere ovviamente gli insaccati salumi. Grazie per la vostra simpatia, per il vostro affetto, siete sempre davvero in tanti e questo ci fa molto piacere. Vi diamo appuntamento alla prossima. Ora interroghiamo come sempre i ragazzetti. Grazie, ciao. Ciao Davide, a giudicare dal tuo abbigliamento sembri un calciatore. Sì, Cos'è il botarel? È una parte del tuo corpo, è il botarel. non saprei. È il polpaccio. Ah, il polpaggio.